Approvata ieri in Commissione Bilancio la finanziaria del 2024, ora la parola passa all'Aula. Continuano gli appuntamenti della campagna di prevenzione delle truffe agli anziani del Comune di Agrigento, ieri incontro alla CNA. Presentata stamani la sagra del vino e dei prodotti tipici racalmutesi che si svolgerà dal 20 al 22 dicembre prossimo. Realizzate a Favara il presepe vivente dai frati del convento francescano. Si è conclusa a Catania la campagna della Regione sul risparmio dell'acqua, ampia la partecipazione degli studenti. Panoramica dei gol relativa all'ultima giornata di campionato di calcio della Serie D, Girone I. Benvenuti con l'appuntamento odierno del telegiornale di TVA Notizie, approvata ieri in Commissione Bilancio la finanziaria del 2024, il servizio. Approvata in Commissione Bilancio la finanziaria del 2024, per l'assessore Falcone siamo nei tempi di legge, un segnale di fattività verso i siciliani. Dopo l'intenso e proficuo lavoro di questi giorni, l'approvazione della legge di stabilità e del bilancio relativa agli anni 24-26 della Regione in Commissione rappresenta un positivo e concreto segnale di fattività che il Governo e il Parlamento mandano alla Sicilia e ai siciliani. Un ringraziamento al Presidente Dario Daidone, ai deputati della maggioranza e ai deputati dell'opposizione, dopo aver lavorato anteponendo l'interesse della nostra Regione a tutto. Il Governo Schifani rispetta il calendario che si era prefissato per varare nei tempi previsti dalla legge la finanziaria 2024, un documento economico che si basa su questi pilastri: sostegno ai comuni, aiuti per imprese e lavoro, lotta al precariato, stabilità per i servizi siciliani. Raggiungere questo obiettivo darà prova di come la Regione siciliana possa saper fare le cose per bene. Questo quanto dichiarato dall'assessore regionale all'economia Marco Falcone, che commenta così il via libera finale della seconda commissione ARS del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 24-26 della legge di stabilità regionale 24-20. Sull'approvazione in Commissione Bilancio interviene il deputato regionale agrigentino Pace, affermando come l'approvazione della legge di stabilità 24-26 dimostra ancora una volta una grande coesione all'interno della maggioranza e il rispetto della tempistica che ci siamo dati per arrivare all'approvazione definitiva della manovra entro fine anno. La Democrazia Cristiana, prosegue Pace, auspica che in aula venga raggiunto un accordo con le opposizioni che ci permetta di scongiurare l'esercizio provvisorio. Sarebbe un risultato storico per tutti. La Sicilia, continua Pace, è governata dal centrodestra, ma è di tutti e vanno tutelati gli interessi della popolazione nel suo complesso. In questa manovra infatti vengono previsti fondi per i comuni, per la progettazione e la realizzazione di opere e innovazioni sul territorio, finanziamenti a fondo perduto da destinare alle imprese per l'assunzione del personale a tempo indeterminato, misure per eliminare il precariato e consentire la stabilizzazione sia degli ex PIP che dei lavoratori ASU. Adesso, conclude Paci, mi auguro che il Presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, di concerto con il Governo, trovi la condizione politica per condividere la finanziaria anche con le opposizioni nel rispetto dei ruoli e arrivare all'approvazione entro il 31 dicembre prossimo. Continuano gli appuntamenti del Comune di Agrigento relativo alla campagna di prevenzione Io non ci casco e contrasto alle truffe agli anziani, incontro con i pensionati della CNA di Agrigento. Ultimo appuntamento qui alla CNA di Agrigento per parlare della campagna informativa Io non ci casco. Assessore, oggi coinvolgete il mondo dell'imprenditoria, degli artigiani. Ultimo appuntamento con le associazioni di categoria dei pensionati, oggi in CNA, una bellissima presenza di persone, soprattutto di pensionati, che si arricchiranno di questa opportunità e possibilità attraverso il racconto delle forze dell'ordine di evitare l'odioso fenomeno delle truffe agli anziani, che è poi l'obiettivo del progetto Io non ci casco. L'assessorato alle politiche sociali però non si ferma qui, faremo un'ultima puntata in occasione delle festività natalizie di Io non ci casco a Natale, perché è un periodo particolare dove ci sono
numerosi fenomeni di truffe, e nel teatro Pirantello, nel foyer del teatro, racconteremo anche in questa occasione del Natale il mondo delle truffe, per prevenire e per dare delle informazioni utili, e sarà anche un momento di scambi augurali e per augurarci un 2024 diverso, dove speriamo che il progetto Io non ci casco continui, e sarà la volta delle istituzioni scolastiche, quindi ci aspetta un buon e grande lavoro rispetto a questo tema. L'assessorato alle politiche sociali è presente, grazie alla CNA oggi per l'accoglienza che ci fa, e cercheremo di essere sempre attenti e presenti rispetto a questi eventi. Io non ci casco, la campagna del Comune di Agrigento oggi fa tappa proprio qui alla CNA per sensibilizzare gli artigiani agrigentini. Sì, noi siamo onorati oggi di ospitare le forze dell'ordine, di ospitare il comandante dei Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Postale, che istruiranno i nostri pensionati sulle problematiche delle truffe online che spesso avvengono contro i nostri anziani, contro i nostri pensionati. Siamo orgogliosi, dicevo, perché questo progetto finanziato dal Ministero degli Interni fa tappa ad Agrigento, ma nella fattispecie fa tappa ad Agrigento grazie all'assessore alle politiche sociali Marco Vullo, ma viene presentato alla CNA di Agrigento con un parterre di pensionati interessatissimi alla problematica. Noi siamo orgogliosi, dicevo, perché noi rappresentiamo una fetta importante dei pensionati della provincia di Agrigento, e quindi vogliamo dare le giuste direttive per far conoscere quello che può succedere e per evitare appunto che questo possa accadere, per evitare le truffe online, le truffe che in genere avvengono nei confronti dei più fragili, che sono i nostri pensionati. Quindi vogliamo erigere una barriera di protezione a tutela dei nostri pensionati, che sono anche il nostro patrimonio culturale, il patrimonio culturale degli artigiani e degli imprenditori della provincia. Teresa Urso, oggi l'ultima tappa qui ad Agrigento presso la CNA è importante perché si coinvolgono anche i 6 mondi produttivi dell'agrigentino e i pensionati associati alla CNA. Sì, oggi stiamo svolgendo questo incontro con un gruppo di anziani appartenenti alla CNA, il gruppo pensionati CNA, e diciamo che c'è una bella presenza di persone anziane che in questo momento stanno ascoltando un po' quello che succede nel territorio di Agrigento, perché comunque è un fenomeno che continuiamo sempre a dire, a ripetere, diciamo, sembriamo anche ripetitivi quasi quasi, però il fenomeno esiste, soprattutto in questo periodo di Natale in cui ci sono molte spese, spesso si ci collega su internet per fare acquisti per i regali, c'è la possibilità di incappare in qualche truffa. Il nostro, diciamo che in questi momenti di confronto, di informazione, di scambio di informazioni servono proprio per questo, per poter diciamo, mettere in attenzione gli anziani, e non solo, per questo fenomeno diciamo dannoso che procura delle situazioni di particolare disagio negli anziani. E una raccomandazione che facciamo è soprattutto quello che nel caso in cui dovesse succedere che si viene a imbattere in una situazione del genere, quello subito di denunciare, o se si ha la possibilità o di denunciare subito al 112, o altrimenti poter contattare il numero fisso del comune 590 110, dove si può anche avere un momento di confronto con lo psicologo del comune, che sono proprio io. Sono comunque molto soddisfatta, siamo soddisfatti per questo lavoro che si sta facendo capillare, grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine e grazie alla collaborazione dei diversi enti che sono vicini, quindi hanno rapporti quotidiani con gli anziani, e perché comunque loro toccano con mano la realtà diciamo, di solitudine anche spesso che vivono gli anziani. Presentata stamani a Racalmuto nel corso di una conferenza stampa, la sagra del vino e dei prodotti co-pat dei Colli Sicani e tipici racalmutese, che si svolgerà dal 20 al 22 dicembre prossimo. Le interviste. Assessore, allora Racalmuto al centro dell'attenzione sotto il periodo di Natale, partirà giorno 20 questa manifestazione interessante che mira a valorizzare i prodotti proprio del territorio di Racalmuto. Quanto è importante per attivare anche un circuito economico nella vostra comunità?
Ma noi facciamo parte delle colline agrigentine, abbiamo un habitat ottimale per la produzione agricola e pertanto l'amministrazione della Racalmuto ha curato di far inserire alcuni prodotti tipici racalmutesi nell'elenco dei prodotti di denominazione comunale di origine. Pertanto noi per la prima volta faremo conoscere questi prodotti, li propaganderemo, li faremo degustare nell'ambito di queste serate. Ecco, è importante anche far conoscere questi prodotti a chi viene da fuori per attivare un circuito economico importante. Allora, i taralli del Racalmuto, che sono i biscotti morbidi al limone, sono abbastanza famosi, ma che so, la mpignolata o la cobaita e altri prodotti della cucina nostra che si avvalgono dei prodotti a chilometri zero saranno sicuramente graditi perché fanno parte della cucina tipica siciliana e Racalmuto, che conserva le proprie tradizioni sia di produzione sia gastronomiche, sono sicuro che non deluderà gli ospiti. Oggi una conferenza stampa qui presso la sala consiliare del comune di Racalmuto per presentare la sagra del vino e dei prodotti Decopat. Ecco, di cosa si tratta, architetto Lobrutto? È una manifestazione patrocinata dall'assessorato all'agricoltura regionale che l'associazione Rete Civica della Salute ha chiesto questo contributo per la promozione dei prodotti agricoli locali e siciliani. In questo caso ci troviamo a Racalmuto e i prodotti che sponsorizzeremo in questo caso saranno il vino e i prodotti Deco come la mpignolata, come la stigliola, come il fegato incaiolato, come i tarallini, come la granita e tanti altri prodotti. L'olio sicuramente non mancherà. Tutti locali, tutti prodotti locali a chilometro zero. Ecco, l'inaugurazione quando sarà? Allora, tutta la manifestazione dura 3 giorni, da giorno 20 a giorno 22. La prima iniziativa sarà fatta a scuola con dei laboratori didattici e delle associazioni di volontariato come Quintessenza e Insemmola che parteciperanno e faranno vedere ai bambini il ciclo del grano, della cipolla e del vino. L'inaugurazione vera e propria dei gazebi, quindi l'esposizione dei prodotti tipici, avverrà l'indomani, che sarebbe giovedì 21 alle 18:30 ci sarà l'inaugurazione. Ecco, ci saranno anche degli incontri culturali di approfondimento tematiche. Sì, ci sono 2 interessanti convegni, il primo sempre il primo giorno, quindi il giorno 20 mercoledì alle ore 16 presso la sala consiliare del comune di Racalmuto con illustri relatori. Aprirà sicuramente il relatore, l'assessore al ramo, l'ingegnere Cutaia, modererà invece questo convegno che parlerà di prodotti Deco locali il dottore Alaimo Lillo Di Loro. Il secondo convegno invece si svolgerà giorno 21 e qua apriamo pure un interessante capitolo agli ordini professionali in modo da coinvolgere gli ordini tecnici, quindi ingegneri, architetti, geologi, geometri, agroforestali che riceveranno crediti formativi se saranno presenti, dove si parlerà invece di progettazione e cura del paesaggio culturale. Il passo breve dal campo alla tavola. Molti esempi che abbiamo in provincia saranno espletati durante il convegno, come Diodorus del Parco Archeologico Valle dei Templi, che è stato pure il nostro patrocinante. Sono prodotti tipici legati al nostro territorio. L'obiettivo finale era quello di incentivare la visita a questi luoghi attraverso la gastronomia e in futuro speriamo l'enogastronomia, aggiungendo altri prodotti. Sono prodotti estremamente particolari, i taralli come già accennato, le mpignolate sono specifici e proprio legati al territorio di Racalmuto e oltre ad essere prodotti Deco, che è già una particolarità, sono anche iscritti nell'elenco del MASAF, del Ministero, nella 23esima edizione ci sono ben 7 prodotti provenienti da Racalmuto, che è una peculiarità particolare di questa nostra città. Non credo ci siano altri luoghi in tutta Italia che possono contare un numero di prodotti agroalimentari tradizionali come Racalmuto. Da cosa scaturisce l'idea di attivare questo percorso anche per la città di Racalmuto, se si può anche estendere ad altri nostri prodotti della provincia?
Certo, io sono sicuro che ogni città ha le sue peculiarità e il suo prodotto tipico ed è obiettivamente un percorso che credo possa essere attivato con facilità. L'obiettivo è quello di far conoscere delle dolcezze, delle bontà dei prodotti che il nostro territorio esprime ormai da decenni e che sono in qualche maniera già conosciuti anche fuori da Recalmuto. Di conseguenza appunto è l'incremento dell'utilizzo e la percezione di quanto questo prodotto sia legato a Recalmuto e al suo territorio. C'è anche dietro un lavoro di progettazione sia suo che anche di alcuni suoi colleghi? Sì, sicuramente. Insomma, abbiamo impiegato qualche mese perché ci sono delle richieste specifiche e particolari e da parte della Regione e da parte del Ministero perché questi prodotti possano essere inseriti in questi elenchi. Di conseguenza abbiamo dovuto trovare tutti quei riferimenti letterari utili a significare la presenza sul territorio di taralli e quant'altro. Di conseguenza sì, c'è stato un discreto lavoro di progettazione che, ci tengo a dire, non è stata finanziata in alcun modo, è stato uno sforzo voluto all'interno dell'associazione che poi è stato accolto dall'amministrazione che ha fatto suo il progetto, tant'è che i prodotti Deco non sono assolutamente un prodotto associativo ma sono un prodotto legato all'amministrazione pubblica che di fatto attraverso l'ufficio SUAP e le attività produttive appunto ha deciso poi di incentivare la conoscenza di questi prodotti. Open Day ieri presso l'Istituto Agrigento Centro, presso Lauricella al Viale della Vittoria. Abbiamo intervistato il dirigente scolastico Rosellina Greco. Open Day all'Istituto Agrigento Centro oggi in occasione delle prossime iscrizioni. Ecco, perché venire a Lauricella e quali sono le offerte formative che offrirete per il nuovo anno scolastico? Sì, oggi al Plesso Lauricella il primo Open Day dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro ad indirizzo musicale. È un'occasione preziosa per conoscere genitori e futuri alunni, presentare l'ampia offerta formativa e soprattutto far conoscere gli ambienti di apprendimento tutti dotati di nuove tecnologie. I veri protagonisti sono gli studenti, hanno decorato, abbellito gli spazi scolastici, hanno realizzato murales, faranno da ciceroni e soprattutto animeranno i vari laboratori, robotica, sport, arte, musica, teatro, informatica. È un'occasione per conoscere la nostra comunità scolastica, le nostre scelte didattiche innovative e coinvolgenti e soprattutto conoscere l'impegno, l'attenzione alla centralità dell'alunno, la passione, l'affiatamento, l'atmosfera accogliente e dinamica della nostra comunità scolastica, che è fortemente radicata nel territorio e che ha tanta voglia di crescere e migliorare. Ci vediamo giorno 18 al Plesso Pirandello e giorno 19 al Plesso Garibaldi per gli altri pomeriggi a porte aperte. Si parlerà di Agrigento capitale della cultura, un confronto con Palermo che fu capitale nel 2018, oggi pomeriggio al Circolo Empedocleo di Agrigento per un'iniziativa organizzata dal PD cui parteciperà Valentina Chinnici, deputata regionale di Palermo, in giunta a suo tempo con Leoluco Orlando sindaco. Invece nella giornata di domani all'Hotel della Valle, sempre organizzato dal PD, un incontro sulle problematiche sanitarie e della salute alle ore 17. In merito abbiamo intervistato il segretario cittadino del PD, Nino Cuffaro.
Il Partito Democratico di Agrigento organizza oggi pomeriggio e domani due importanti momenti politici. Ne parliamo con il segretario cittadino Nino Cuffaro. Sì, sono due momenti importanti, molto diversi fra di loro, ma che coinvolgeranno il partito non solo a livello locale ma anche a livello provinciale. Oggi ci occuperemo di Agrigento, capitale della cultura, lo faremo con Valentina Chinnici al Circolo Empedocleo alle 17 e sarà un modo per discutere, dopo tante polemiche che hanno riguardato questo evento e che si sono concentrate per lo più sulla forma della fondazione che finalmente è stata approvata, e quindi per noi sarà un momento per discutere di qualcosa, come dire, che riguarda il progetto, per capire effettivamente la bontà di questo progetto, i temi che saranno affrontati in questi 44 eventi che costituiranno, diciamo, Agrigento capitale della cultura e si svolgeranno nel corso dell'anno e che sinteticamente si legano a due aspetti fondamentali, che sono quello dell'accoglienza, diciamo, dei migranti che arrivano dalla sponda sud del Mediterraneo, e della crescita sostenibile. Da questo punto di vista ritengo che sia estremamente interessante il confronto con l'esperienza palermitana. Valentina Chinnici, deputata del PD e consigliere comunale di Agrigento di Palermo con Leoluca Orlando, è stata una delle protagoniste che ha pensato e gestito il cambiamento, diciamo, notevole che ha subito Palermo negli ultimi anni, per quanto riguarda l'urbanistica, per quanto riguarda le viabilità, con la pedonalizzazione e il recupero del centro storico, con le iniziative culturali diffuse, con una visione diversa della città che ha portato Palermo in una situazione di vivibilità molto molto migliore rispetto a quello ovviamente di 20 anni fa. Noi vogliamo capire quali sono i processi che si possono innescare ad Agrigento e che quindi questa iniziativa non si svolga semplicemente come una serie di eventi fra di loro staccati, ma che abbia come filo conduttore appunto una riflessione sulla città e soprattutto su quello che sarà il futuro prossimo di Agrigento, in termini di assetto urbanistico, di viabilità, di sostenibilità ambientale, e capire se da questo punto di vista c'è la possibilità di un dibattito in città che vada al di là delle polemiche che hanno finora accompagnato questo evento. Noi abbiamo provato a coinvolgere in questo anche l'amministrazione comunale, però il nostro invito non è stato raccolto. Speriamo che ci siano altre occasioni di confronto. L'iniziativa di domani invece è di tutt'altro argomento, si parlerà di sanità, è organizzata dalla Federazione Provinciale del Partito, ovviamente è un tema particolarmente sentito, specialmente da noi agrigentini, in considerazione anche della situazione precaria in cui si trovano le nostre strutture sanitarie a partire dall'ospedale di Agrigento. Parleremo delle cose che non vanno, parleremo delle proposte del Partito Democratico e soprattutto ribadiremo quello che è un diritto inalienabile, che è quello alla salute, che purtroppo, soprattutto per i ceti medio-ambienti, nella nostra provincia diventa sempre più qualcosa di aleatorio. E vediamo ora un servizio curato dal collega Giuseppe Moscato sul presepe vivente realizzato dai frati francescani nel giardino del convento a Favara. A 800 anni dal primo presepe, quello voluto da San Francesco, i francescani di Favara ne propongono un presepe vivente fatto grazie alla collaborazione dei tanti parrocchiani e non solo, che vedono nel presepe sicuramente un simbolo della religiosità cristiana, ma sicuramente un momento di coesione, di unione, di condivisione. Il presepe è la celebrazione della nascita di Gesù. Maria e Giuseppe, un ragazzo e una ragazza con i loro sogni e i loro progetti, dicono sì a Dio e accolgono il Figlio di Dio, accolgono Gesù bambino. Vedere con i nostri occhi questa scena della Natività è ciò che San Francesco ha fatto 800 anni fa a Greccio, quindi questo è il primo significato che noi desideriamo lanciare, il primo messaggio. Come è nata la prima idea di realizzare questo presepe? È nata qualche anno fa, poco prima del Covid, attraverso i genitori dei bambini del catechismo. Hanno realizzato nel chiostro una piccola natività con i mestieranti e i bambini che interpretavano i ruoli per creare aggregazione tra le famiglie del catechismo. Quali saranno le peculiarità del presepe di quest'anno?
Ovviamente ogni serata sarà animata da vari cantori, sia di Favara sia del circondario, degli altri paesi dell'Agrigentino, e ogni sera ci sarà una degustazione diversa, dalla minestra di San Giuseppe al pane condito, ai cavatelli alla norma, alla ricotta calda. Ecco, il senso è questo: contempliamo la nascita di Gesù, ma viviamo un momento di fraternità, di convivialità, che dia gioia e soprattutto senso di aggregazione sociale, civile e religiosa. Presepe vivente vuol dire la partecipazione proprio dei cittadini, di tutti quelli insomma che orbitano attorno al convento. Ci saranno tante comparse e abbiamo scelto di realizzarlo secondo la tradizione dei mestieri siciliani, per cui fabbro, panettiera, sarta, lavandaia, fruttivendolo, oltre che i pastori, gente e giovani, in collaborazione anche con l'Ordine Francescano Secolare, ma anche con Casa Betania, giovani e adulti che faranno una comparsa e alliteranno anche il presepe. Naturalmente, insomma, e siamo anche realistici, tutto questo ha un costo. Tutto questo ha un costo, ecco perché chiediamo a coloro che verranno a visitare il presepe di acquistare un biglietto al costo di 2,50 €. Questo biglietto è il biglietto del sorteggio che faremo il 6 gennaio. E poi avete detto tradizione siciliana, ma Fra Alfio, in Sicilia si mangia? Sì, ma anche noi mangeremo tanto e quindi coloro che verranno a visitare il presepe mangeranno con abbondanza queste peculiarità di cui ho parlato prima. Vogliamo ricordare le date? Sì, inauguriamo il presepe il 16 dicembre alle ore 20, lo riapriremo il 17 dicembre, il 23 e il 26. Il 30 dicembre dalle 16 alle 18 il presepe per i bambini e il 6 gennaio l'arrivo dei magi sempre alle ore 20. Siamo nel Giardino di Maria, gli ultimi ritocchi per preparare il presepe. È tutto pronto? Quasi, mancano veramente gli ultimi preparativi. Arriveranno ancora diversi attrezzi dei mestieri antichi, così le casette saranno abbellite con i tendaggi e poi appunto i figuranti, che sono i bambini, i figuranti e tanti animali. Questa edizione del presepe vede anche la presenza di tanti animali che l'arricchiranno, dal bue all'asinello, la mucca, le pecore, le galline, così per dare gioia anche ai nostri piccoli, alle famiglie che saranno qui a godersi la bellezza del Natale, la gioia del presepe, come ricordava Fra Alfio in questo anno particolare, che sono l'8° centenario del presepe di Greccio. Francesco d'Assisi pensò e ideò a Greccio il primo presepe. Quindi una condivisione da parte di tutti, insomma, dei familiari, dei parrocchiani, delle signore, dei bambini che frequentano il convento Sant'Antonio per questo importante appuntamento che è il Natale. Una grande squadra sotto la guida dei frati, insieme in questo convento che sembra un faro, e quindi tante famiglie che dall'esperienza del catechismo, come dicevamo poc'anzi, vivono la bellezza dell'amicizia, della fraternità, dello stare insieme, e quindi il presepe diventa un'opportunità, ma non solo. Dietro il sacrificio di tanti padri di famiglia ci sta tanta beneficenza, tanta solidarietà che viene fatto spesso in silenzio con i frati, e quindi la bellezza del crescere insieme e crescere anche con le nostre famiglie. Ecco, questa è l'opportunità del presepe: crescere bene in solidarietà con le nostre famiglie, nella gioia e nella condivisione. Al via a Montallegro i lavori di demolizione e ricostruzione dell'ex scuola materna. Nascerà anche un asilo nido con annessa la mensa. Abbiamo sentito il sindaco Giovanni Cirillo e l'assessore all'istruzione Irene Ciulla del comune di Montallegro. Ex asilo Bosco, questo è un finanziamento che abbiamo ottenuto con i fondi del PNRR, missione 4 che è istruzione e ricerca. Sono stato personalmente io, come ho scritto l'altro giorno sui social, a presentare la domanda, una domanda che riguardava questo progetto di 1.800.000 euro, dove c'era incluso pure la progettazione. Quindi la progettazione è stata affidata e oggi affideremo i lavori per la ricostruzione e demolizione di questo immobile. È un traguardo molto importante per la nostra comunità, per la nostra amministrazione, è uno dei pochi asili nido in zona che nasceranno. Verrà fatto su 2 piani, con uno ascensore interno, ci sarà pure la mensa interna, la cucina interna e pure, visto che si tratta di un asilo nido, anche la zona allattamento.
Oggi è un giorno abbastanza importante per noi perché finalmente inizieremo i lavori per quanto riguarda demolizione e costruzione di questo asilo che verrà una struttura meravigliosa e quindi dove i nostri bambini potranno usufruire di servizi e finalmente di un qualcosa di veramente concreto e abbastanza pulito, organizzato, con spazi interni fantastici e soprattutto esterni dove i bambini possono giocare e ovviamente stare all'aria aperta, cosa che attualmente non possono fare. I lavori inizieranno oggi e si concluderanno il 31 dicembre 2025. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. E si è svolto ieri a Catania, presso la sede della Regione Siciliana, il convegno conclusivo della campagna Risparmia l'acqua, voluta proprio dalla stessa Regione sull'uso responsabile delle risorse idriche. Ha visto un'ampia partecipazione degli studenti. Vediamo il servizio realizzato a Catania. Si è svolto a Catania, nella sede della Regione Siciliana, in via Beato Bernardo, il convegno conclusivo della campagna Risparmia l'acqua, organizzata proprio dalla Regione Siciliana sull'uso responsabile delle risorse idriche, che ha interessato le province siciliane, coinvolgendo principalmente le nuove generazioni. È proprio attraverso la scuola e i docenti che insieme alle famiglie sono il motore del cambiamento. Nel corso del convegno si è fatto un bilancio dell'attività svolta, dell'importanza, del valore della risorsa idrica, l'educazione dei cittadini a un uso più consapevole e cosciente, con la certezza che il cambiamento passa inevitabilmente per gesti e comportamenti semplici che possiamo attuare ogni giorno. Verosimilmente il problema della siccità in Sicilia non esiste, nel senso che le risorse idriche ci sono, la piovosità è abbastanza sostenuta, il problema è l'utilizzazione della risorsa. È chiaro che la campagna è partita esattamente per sensibilizzare i cittadini su questo tema, partendo dalle scuole, perché i ragazzi di oggi sono i cittadini di domani, quindi se riusciamo a inculcare in loro una cultura del risparmio idrico, certamente otteniamo un risultato importante in futuro. Ovviamente l'amministrazione si farà carico anche delle questioni che riguardano la distribuzione, perché sappiamo benissimo che le reti di distribuzione disperdono risorsa idrica, ma questo non ci può desumere dal tentativo di cercare di utilizzare al meglio la risorsa idrica. Sapete tutti che sta crescendo la popolazione, la risorsa idrica va diminuendo, quindi dobbiamo cercare di contribuire affinché questa risorsa preziosissima per la vita possa essere conservata e utilizzata nel miglior modo possibile. Ampia la partecipazione degli studenti all'iniziativa, che hanno ben risposto. Hanno risposto in maniera massiva. Considerate che nella campagna hanno partecipato oltre 15.000 studenti di ogni ordine e grado delle scuole siciliane, quindi la partecipazione è stata ampia e è andata anche oltre le aspettative dell'amministrazione. La campagna non finisce con le manifestazioni su strada, continua con il sito che abbiamo predisposto su questi temi, continua con eventi che stiamo cercando di divulgare, continua con la possibilità nelle varie scuole di utilizzare questi kit educativi che abbiamo predisposto, facendoli giocare sui temi dell'acqua e quindi sensibilizzandoli con il miglior modo per apprendere, che è il gioco, e quindi ci auguriamo che la campagna, che ha già avuto dei ottimi risultati, possa proseguire su questo tema. Il miglior custode delle attività casalinghe è il ragazzino, cioè se il ragazzino interiorizza questi messaggi, poi sarà lui stesso a dire ai suoi genitori o ai suoi fratelli che il comportamento che hanno adottato non è il miglior comportamento possibile, e quindi si farà lui portavoce ed estensore dei temi della campagna. Una settimana di incontri e attività su strada nel mandamento mafioso di Pagliarelle a Palermo, dove Addio Pizzo promuove una serie di iniziative nelle aree di Corso Calatafimi e le strade adiacenti per offrire il supporto dell'associazione a coloro che ancora adesso vivono stretti nella morsa delle estorsioni tra le zone a più alta densità commerciale della città. La corrispondenza da Palermo. Come accade di consueto in prossimità delle festività natalizie, a Cosa Nostra torna a battere cassa tentando di riscuotere il pizzo presso esercizi commerciali e imprese di Palermo e provincia. Per tale ragione Addio Pizzo promuove iniziative e attività di sensibilizzazione rivolte al tessuto sociale ed economico per estendere in maniera più diffusa la rete di consumo critico anti-racket e pago chi non paga, e offrire il supporto a coloro che ancora adesso vivono stretti dalla morsa delle estorsioni, e sensibilizzare il tessuto sociale a fare la propria parte attraverso la pratica degli acquisti. Sono molto diminuiti i commercianti che pagano,
sia perché proprio non iniziano a pagare, e questa sicuramente è la scelta più semplice, non iniziare a pagare, ad avere contatti con la mafia, a entrare in questo circolo di cui poi è difficile comunque liberarsi, è sicuramente la scelta vincente, tant'è che nella rete di Addio Pizzo molti fanno la scelta di pubblicamente dichiarare di non pagare il pizzo come scelta preventiva. Non hanno avuto nessun contatto, non sono stati avvicinati e non vogliono esserlo, e fare parte di una rete pubblica li aiuta in questo. Ovviamente poi c'è chi invece il pizzo lo paga e lo fa chiaramente non volendo, ma sentendosi in qualche modo costretto. Per loro chiaramente c'è un altro percorso che oggi è assolutamente possibile, non è facile ma si può fare, come lo dimostrano i quasi 300 commercianti che noi in questi anni abbiamo accompagnato. C'è proprio una squadra dentro Addio Pizzo formata da avvocati, ma non solo, che si occupa di ascoltare le storie, di valutare insieme, di consigliare. Se si decide per la denuncia c'è proprio l'accompagnamento fisico negli uffici giusti, in modo che queste persone possano parlare fin dall'inizio con le persone nelle forze dell'ordine che hanno le maggiori competenze rispetto al loro problema nel loro quartiere, quindi che sanno anche inserire in un contesto più ampio queste storie. E poi da lì c'è tutto un percorso che li segue durante gli eventuali processi che poi iniziano, c'è la preparazione delle testimonianze, c'è una vicinanza che è costante da parte degli esperti, ma anche poi dei volontari dell'associazione e chiaramente dei cittadini. Io dico che non siamo soli, Addio Pizzo è con i commercianti, quindi invito tutti ad aderire ad Addio Pizzo. Primo via libera dalla Chiesa Cattolica alla conservazione in casa o in altro luogo gradito al defunto delle ceneri di un familiare. La corrispondenza di Trapani. Primo via libera della Chiesa Cattolica alla conservazione in casa o in altro luogo gradito al defunto delle ceneri di un familiare, se non di tutte, comunque di una minima parte, rispondendo ad un paio di quesiti avanzati dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi. Il Dicastero per la dottrina della fede ha anche consentito alla predisposizione di luoghi sacri dei resti dei battezzati defunti sottoposti a cremazione. In questo modo la Chiesa prova a scongiurare il fenomeno della dispersione delle ceneri in natura, per secoli avversata dall'istituzione ecclesiale che l'ha sdoganata definitivamente. Nel 2016 la cremazione è sempre più diffusa nel nostro paese. L'Istat rileva che la sua incidenza sul totale delle sepolture sia in ascesa al 34,44%, dati riferiti al 2021, con l'istruzione ad Resurgendum cum Christo, varata 7 anni fa in linea con quanto stabilito dall'ex Sant'Uffizio. Nel 1963 la Santa Sede chiarisce come la cremazione non sia di per sé contraria alla religione cristiana e anzi prescrive che le ceneri dei defunti debbano essere conservate al cimitero in un'area appositamente dedicata. Il venir meno delle ultime resistenze ha una sua spiegazione teologica. Interpellato dai quesiti di Zuppi, il Dicastero per la dottrina della fede spiega che risusciteremo con la stessa identità corporea che immateriale, anche se quella materia sarà trasfigurata, liberata dai limiti di questo mondo. In questo senso la resurrezione sarà in questa carne nella quale ora viviamo, ma tale trasformazione, si precisa, non implica il recupero delle identiche particelle di materia che formavano il corpo, al punto che l'aspetto del defunto risorto non necessariamente sarà costituito dagli stessi elementi che aveva prima di morire. Non essendo una semplice rivivificazione del cadavere, la resurrezione può avvenire anche se il corpo è stato totalmente distrutto o disperso. Una premessa necessaria anche a dare disco verde alla conservazione in casa di una parte delle ceneri di un congiunto, ferma restando la volontà di scongiurare ogni tipo di equivoco panteista.
naturalista o nichilista e sempre nel rispetto delle norme civili, qualora le ceneri del defunto siano come prescritto custodite in un luogo sacro, l'autorità ecclesiastica può prendere in considerazione e valutare richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo per la sua storia. E continua il dibattito sul ponte sullo Stretto. Il sindaco di Villa San Giovanni in questo momento afferma direi no alla struttura. La corrispondenza da Messina. Io l'ho detto 10 giorni fa, a domanda esplicita, lei il ponte lo farebbe, io ho detto no, non lo farei, ma questo non per voler assumere una posizione non istituzionalmente corretta, perché ritengo che la posizione sia quella che io e Federico Basile abbiamo tenuto da novembre 2022, cioè non una posizione ideologica. Se poi ci viene chiesto da cittadini la possiamo assumere, però abbiamo detto prendiamo atto di una decisione politica, però dimostrateci che questa è una decisione politica seria, che questa volta c'è serietà della decisione politica. Dimostrateci che il ponte è strutturalmente sostenibile, economicamente fattibile e che non devasta l'ambiente, il territorio, l'ambiente stretto di Messina. Oggi ci troviamo a fare i conti con i non conti, perché noi abbiamo chiesto una partecipazione non per gli interessi di una città, ma per gli interessi di un'area. Villa San Giovanni e Messina volevano essere seduti al CDA della Stretto di Messina come uditori soltanto perché ci fosse la percezione esatta dei territori rispetto alle scelte che venivano assunte. Così non è stato, non abbiamo avuto un'interlocuzione diciamo ad oggi, ma del resto su cosa si interloquisce se non c'è un progetto definitivo? Stanno aggiornando un progetto definitivo che è stato sì votato dalla Stretto di Messina SPA ma che ha avuto il no del CIPE nel 2014, per cui stiamo tutti aspettando di vedere le carte, vogliamo affrontare il problema con un metodo diverso che non sia quello ideologico, che peraltro oggi devo dire registriamo essere rimasto solo ai sì, l'ideologia del ponte, ma con un metodo tecnico-scientifico vero che ci permetta di salvare i nostri territori da un'opera che ad oggi ha anche il dubbio della fattibilità economica. Ci potrebbe essere il rischio comunque, anche per dare una risposta all'opinione pubblica, di aprire qualche cantiere e poi lasciare tutto abbandonato, no? Lei crede in questo? No, io l'ho vissuto, Villa San Giovanni l'ha vissuto, Messina non ha la prima opera, la prima pietra del ponte, Villa ne ha 2 prime pietre, perché Villa ha vissuto uno spostamento del tracciato di ANAS, quindi autostradale, che ha portato a dei fornelli in un quartiere della città per realizzare una possibile interferenza col ponte, e poi ha vissuto un ecomostro, cioè noi hanno costruito un'intubata ferroviaria per deviare il tracciato, l'ultimo chilometro di ferrovia, proprio perché nel 2011 bisognava porre, quella era la prima pietra del ponte, ferite laceranti che noi non ci possiamo più permettere di avere sul nostro territorio. Noi l'abbiamo detto, nessuna prima pietra se non abbiamo certezza della fattibilità del ponte da tutti i punti di vista. Questo vuol dire che bisogna aspettare la procedura di via, che bisogna aspettare la pronuncia del CIPES, che bisogna aspettare su il bilancio dello Stato fondi vincolati, non liberi, perché l'abbiamo già visto il governo Monti che ha liquidato la Stretto di Messina spostando i fondi dal capitolo ponte ad altro capitolo. Cioè qui abbiamo 50 anni di chimere, di promesse, di territori. Villa San Giovanni è stato un territorio fermo nell'attesa del ponte, anche dal punto di vista della pianificazione, del piano strutturale. Adesso basta. E passiamo allo sport. In attesa della nuova giornata del campionato di calcio della Serie D Girone I, vediamo i gol delle partite disputate la settimana scorsa, che ha segnato il primo allungo della squadra del Trapani, Corsara-Ravanusa. È ancora presto parlare di fuga, ma questa 17ª giornata del Girone I di Serie D segna il primo allungo del Trapani, Corsaro a Ravanusa nella gara contro il Licata. Vantaggio che sale a 4 punti grazie al pareggio per 2-2 nella gara del De Simone tra le primissime inseguitrici. Ci pensa sempre Oliver Cragola a sbloccare la partita, con un mancino a fil di palo chirurgico e imprendibile per Valenti. Temporaneo pareggio dei gialloblu ad opera di Saito, che di testa batte Uikai, non esente da colpe, ma è ancora un colpo di testa quello di Ba nella ripresa a regalare 3 punti fondamentali per il cammino del Trapani.
Ricca di emozioni e palpitazioni la sfida al vertice tra Siracusa e Vibonese, ospiti che passano in vantaggio con un contropiede letale finalizzato da Convitto, poi ci pensa Maggio a rimettere i conti a posto con la solita incornata da Ariete, Vibonese che ritorna avanti dagli 11 metri con Tandara, nella ripresa il tiro a giro di Zampa vale il definitivo 2-2. Festeggia le 200 presenze in maglia Amaranto nel migliore dei modi Nino Barillà, autore dagli 11 metri del gol vittoria, che decide Reggio Calabria Locri. Splende di salute il Ragusa che vince senza troppi patemi sul campo della Gioiese. In rete Tuccio, Romano, la rete di Bencalchi riapre i giochi chiusi dai sigilli di Eiachi e Vitelli. Sorride la Cireale davanti al proprio pubblico di misura sul Canicattì. La rete di Lococo vale 3 punti preziosissimi in chiave salvezza. Buio pesto tra le file biancorosse che chiudono in 9 uomini con i rossi di Messina e Raimondi. Pari a reti bianche nella sfida tra San Luca e Acragas dilaga il Portici sul Castrovillari. Manita servita dal Tris di Maione e dalle reti di Pio Schiavi e Loprisco. Osservano il turno di riposo il Real Casalnuovo e il Città di Sant'Agata, blitz esterno della San Cataldese sul campo della Nuova Igia Virtus. Le 2 reti verde e amaranto portano la firma di Varela e di Mazza. Termina qui la nostra 17ª Goal Collection, appuntamento rimandato tra 7 giorni per la penultima giornata del girone d'andata che si concluderà con un nuovo turno infrasettimanale. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.